Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo episodio di Salotto Siciliano. Oggi in compagnia di un ospite speciale. Chi è? Prego. Speciale. Sì. Normale. Carlo, ciao a tutti. Carlo Studi. Carlo Studi, che è un DJ, un musicologo. Sì, diciamo. cioè, Appunto, perché fa mi parte dispiace più del passato, però adesso sì. restringere il campo. Sì, no, continuare a parlare poi. Sì. E vabbè, comunque volevamo parlare del tuo rapporto con Noto, perché non so se sai, appunto, questo Salotto Siciliano, il nostro programma, Certo. cerca sempre di guardare le radici e l'appartenenza a Noto, e quanto poi i nostri cittadini hanno delle esperienze che vanno al di fuori dei nostri limiti geografici. Sì. E volevamo parlare, insomma, del tuo Certo. inizio, del tuo rapporto con la musica, come è nato. Certo. Puoi anche presentarti Certo. tu e cominciare a prendere parola. Poi innanzitutto grazie di tutto per questa per questo invito, chiamiamolo così, e vi faccio i complimenti pure per aver creato un programma che specificatamente va a parlare proprio delle storie di Noto. Mancava. Non so siamo se inventati conosci qualcosa. Vincenzo Rosana. Tutto in 10 minuti, non ti è mai capitato di vederlo? Non lo so, penso di sì. Cioè, comunque. Un programma di Noto di Facebook, in poche Ho parole. Noi l'abbiamo fatto in stampo giovanile, in poche Ok, parole. perfetto. Però complimenti, è bello vedere dei giovani ragazzi che si occupano di questo, perché secondo me per tanti anni Noto, magari secondo me non è mai stato, cioè non è stata, diciamo, messa diciamo nel sweeper, come si suol dire, no? Sì. Puntata negli occhi del mondo, perché poi la bellezza di Noto è un qualcosa di unico, di raro, di diverso, e Adesso quindi sta prendendo anche la sua posizione internazionale, diciamo, Noto, come è conosciuta. sì, ma Poi, Più nazionale, però si sta espandendo a si sta mano. ma guarda, cioè io quando dico, cioè a volte non dico che sono siciliano, cioè dico proprio sono di Noto. E tante persone, anche negli Stati Uniti, già conoscono Noto. Cioè, quindi, ma sei stato? No, sì, perché sono andato in Sicilia, ho fatto Palermo, Catania, Palermo, Catania, Taormina, Siracusa, Noto. Poi Modica, Ragusa, naturalmente il barocco, il tardo barocco siciliano, devi andare a Noto, cioè non si può scappare. Quindi ormai dico che io sono di Noto. Manco dico che sono italiano, di Noto. Noto, Fantastico it's questa in cosa. Italy. Oh, yeah. Questa cosa però ti impressiona ogni volta che no, capita. mi impressiona, ma mi fa comunque piacere. abbiamo 24.000 abitanti, non è che siamo proprio un paesino, uguale a qualsiasi altro paesino, però abbiamo una bellezza smisurata dei monumenti. Unica, che per me, quindi personalmente, mi ha sempre, diciamo, motivato, ispirato Sì. nella mia formazione personale. E quindi per me Noto è Noto, e c'è sempre qualcosa da scoprire, da godersi pure, perché anche una passeggiata. Tantissimo questo pensiero. Condivido Poi soprattutto se tantissimo. uno Noto non la vede da tanto, ora non so da quanto tempo Ma, non eri qua. ecco, allora, io penso che così come qualsiasi cosa, come quando ti vedi un film, Sì. vedi uno spettacolo a teatro, per esempio, no? Cioè tu lo vedi a 15 anni e ti fa un effetto. Sì. A Bellissimo. 20 anni te ne fa un altro, a 25, a 30, quindi le cose non vanno vissute una volta sola. Poi, specialmente se ti piace, se già la prima volta ti è piaciuta, poi se ti vai a vedere un film, per Sì. esempio, dopo 5, 10, 20 anni scopri cose nuove, cose diverse, e impari di più. E secondo me Noto, così come tante altre città del mondo, ma specialmente quindi Noto e la bellezza dell'arte, del Sì. barocco, e ogni volta che torno imparo qualcosa e scopro delle cose bellissime, cose che quando ero piccolo crescendo non le avevo mai viste, o comunque, capito, pensavi a altre cose, a giocare, andare a scuola.
Però è una cosa fantastica, spettacolare, mi gratifica tantissimo e mi rende orgoglioso perché naturalmente sono cresciuto, che poi io sono nato a Siracusa, però sono cresciuto a Noto. Noto è la mia città e Dove hai fatto le elementari? a Fornaciari, Fornaciari. Plesso Don Bosco. Piena periferia. Era? No, piena periferia. Sì, lontanissimo. Sì, lontanissimo. Proprio ci vuole 2 ore per arrivare. Che poi all'epoca fu... Cioè, non so, io penso che comunque il Plesso Don Bosco all'epoca fu aperto da poco, insomma era ancora nuovo. E la cosa un po' che mi ha sbalordito però che tipo un paio di anni fa, comunque quando ci passo lo vedo e non è come prima, insomma. Bisognerebbe un po' sistemarlo. Lo so. Vabbè, così come Il tante tempo ha cose. preso il Adesso io non sopravvento. sono qui a... Naturalmente uno deve vedere le cose positive, ma uno le vede pure le cose negative. E di perfetto non c'è niente. E naturalmente le cose bisogna... Anche il problema dell'immondizia, per Esatto, esempio. che mi ha dato veramente... Ho visto qualche tuo commento sotto il fastidio, post. però è chiaro che... Hai visto? Abbiamo organizzato la raccolta. Benissimo, no, ragazzi, voi state facendo un lavoro fantastico e veramente non c'erano altre parole perché comunque queste cose danno solamente un buon esempio sia piccole che grandi. È una cosa che dovrebbe fatta secondo me cioè periodicamente, non una volta ogni 1000 anni, cioè proprio tipo la domenica, una volta al mese, perché Sì. questo aiuta a crescere, a far capire a tutti che se butti un pezzo di carta o comunque se inquini, diciamo, fa male a tutti, non è una... Sembra una cosa anche banale da dire, però è un fatto culturale, è un nostro problema culturale che dobbiamo cercare di curare. Non ci È vorrà vero, un po'. è vero, perché Sì, purtroppo, assolutamente. cioè io non posso dire che io, vivendo a Noto, comunque nel passato, quante volte uno non ci pensa, comunque magari come dite voi, fa parte della cultura che uno non butta le cose nella pattumiera o comunque va in campagna, sempre sporcizia. Un altro problema importante che secondo me va rilevato è il problema dei cani randaggi. Che è assolutamente una cosa non concepibile in un... Connesso comunque a quello dei rifiuti. Esatto, perché io sono andato negli stati del terzo mondo e certe cose veramente solo lì le vedi o manco lì. Sì. E Noto cioè, non esiste, ma io ho capito, poi non è solo Noto, è la Sicilia, quindi qui si parte da Noto, la provincia di Siracusa, la Sicilia e il sud Italia, perché comunque come sapete da Roma in giù cioè, e non è che c'è tutta questa differenza ormai. Cioè, il nord è sempre stato, diciamo, più corretto, Più all'avanguardia. è sempre più pulito, più rispettoso per l'ambiente. Famosissima questione meridionale che non si risolverà mai. Però è chiaro, loro hanno altri problemi, non c'è un posto Ma perfetto. secondo te questa cosa, anche no, tu che sei nato a Noto, Sì. secondo te non è un motivo per darci quella forza in più a noi siciliani o comunque a noi meridionali? Assolutamente. Io penso che la signora giornalista, adesso non mi viene... Selvaggia. Selvaggio? Selvaggia Lucarelli. Lucarelli, sì, che poi peraltro ci siamo contattati pure su Instagram. Anche noi abbiamo avuto uno scambio di messaggi. Perché queste cose non fanno che solo bene Sì. per la città, ma anche per la Sicilia. Perché, capito, uno può vedere le cose all'ingrande e non solo... Sì, però si parte dal piccolo, Sì. come voi state facendo con la raccolta dei rifiuti. Nel nostro piccolo, E esattamente. io puntualizzo ancora una volta che il problema è che poi è normale, è semplice colpevolizzare la politica, il sindaco, i problemi ci sono, ce ne sono tanti e vanno risolti pian piano. È normale che poi la responsabilità al momento è quella del sindaco, però non si può colpevolizzare solamente. Poi naturalmente io non lo so quello che si Sì. fa, ci sono tantissime cose da sistemare, quindi proteggere le cose belle e vivalizzarle, Sì. valorizzarle di più e andare avanti e pensare al futuro. Non si può pensare al passato. Io penso sempre che bisogna parlarne, bisogna discuterne, Assolutamente. però
bisogna pensare al futuro perché il passato non esiste. Speriamo questo nelle prossime elezioni, nelle prossime sì, sicuramente. Il passato bisogna valorizzare, quindi la storia di Noto, i monumenti, la cultura, le tradizioni. Quelli fanno parte del passato, però valorizzati. Però quello che è, diciamo, il progresso, la pulizia, la correttezza in generale di quello che è il sistema urbanistico, perché ci sono tante cose che purtroppo non vanno. Poi naturalmente vivendo all'estero, perché dopo quanto tempo stai? 20 anni, ho fatto 3 anni a Roma e poi 17 anni, quindi che sto a Los Angeles, però torni con un'altra ottica, naturalmente, con occhi diversi. E secondo me ma cos'è che una nota negativa di Los Angeles è cioè sia una nota positiva che una nota negativa di Los Angeles, e poi sia una nota positiva che una nota negativa di Noto? Meno quella più negativa, mettiamo. Allora, la cosa negativa di Los Angeles, ok, guarda, negli ultimi anni il problema dei barboni è un problema serissimo, senza tetto. Sì. E praticamente ci sono tantissimi, quindi anche zone belle di Los Angeles, purtroppo accanto alle loro case, alle loro ville di milioni di dollari, ci sono dei barboni che dormono con la tenda oppure senza, cioè è una cosa scandalosa, è veramente inguardabile, e naturalmente quello è un problema grossissimo che si stanno cercando di risolvere, ma è da parecchi anni quindi questa è la cosa, diciamo, che per esempio, non so se siete stati a Los Angeles, ma per esempio un posto molto famoso come Venice Beach, sì, ok, dove c'è un posto, diciamo, molto turistico, e lì per tanti anni è stato invaso completamente da barboni, o comunque gente con problemi di droga, gente che comunque ha bisogno di aiuto, problemi purtroppo mentali, quindi poi io non sto lì a puntare il dito e a criticare comunque la persona che ha bisogno, perché non puoi solamente dire no, non dormire qui, queste persone hanno bisogno di aiuto, sì. E così ma non ci posso pensare io, posso avere dei pensieri, delle opinioni, però è sempre là la politica, il sindaco, l'amministrazione. Invece il lato positivo? Lato positivo, ce ne sono tanti, naturalmente. Una delle cose che mi sono innamorato tantissimo è stato sempre il clima, perché comunque, anche se devo dire che è molto simile a quello siciliano, Madonna, vabbè, qui 2 o 3 mesi magari fa un po' di freddino, però a Noto il sole lo vedi sempre. Non è che sei a Milano, comunque altre zone dove c'è nebbia, c'è tanto freddo. Comunque la Sicilia, a Noto, ha il clima più bello d'Italia. Sì. Mettiamola così. Quindi Los Angeles è molto simile, però diciamo fa un po' più, cioè non piove più, abbastanza come piove qui, perché il clima, insomma, ci sono 4 stagioni qui. Lì è più 2 stagioni. 2 stagioni. E poi naturalmente quella è la cosa più importante. E poi le note negative e positive di Noto. Quella più, cioè, Noto ne ha tante negative. Quindi, una che proprio ti rompe un po'. Quella che ti ha fatto andare. Quella che mi ha fatto andare. Ecco, sì. Mettiamola così. Ma lo sai, io quando sono andato via non c'erano tutte queste cose, questi bar, tutto questo turismo. C'era il turismo, ma non c'era. Io dovevo andarmene col motorino, oppure a Siracusa, a volte pure un passo non andavo a Catania con lo scooterino. No. Non era, perché non c'era un pub, Noto adesso è diversa, anche se si può fare molto di più, sì. però rispetto a 2000, andai via nel 2000, c'è Noto, e quindi, però aspetta, è una cosa negativa, vabbè, era una negativa che ti ha fatto andare via. Quella positiva
Già È l'abbiamo abbastanza detto. facile, infatti, sì. Ma negativa, guarda, ci sono diverse cose. Sì. Però non lo so, forse, ripeto, valorizzarla ancora di più, però negativa, non lo so, al momento mi viene in mente le strade che a volte sono un po' Vabbè, troppo dissestate, comunque Sì. ne abbiamo parlato, cani randaggi, i Certo, rifiuti, quelli sono le cose due, Va bene, le va due cose bene. più importanti. E comunque un'altra cosa è che comunque secondo me sta cosa io non l'ho mai vista, che i rifiuti li lasci fuori il giorno prima per la raccolta differenziata e poi magari ti passa il cane randagio e si mangia tutte cose e ti crea No, vabbè. cioè, non lo so, adesso criticatemi, però io sta cosa che vengono a Los Angeles non l'ho mai vista, cioè non l'ho mai vista, o comunque non esistono tombini cioè io sono cresciuto che c'erano sempre prima, almeno Diciamo la questione è non un po' lo so, contorta. adesso non voglio entrare nel dettaglio, Sì. però sta cosa per La me è questione un po' molto contorta. negativa. La questione è Sì. un po' contorta, meglio non entrare beh, in merito. Che però ci spero sarebbe che tantissimo da spero che insomma si risolva al più presto, Sì. perché secondo me il turista, ma comunque anche il netino che viene in vacanza, comunque i netini, cioè la gente che vive qui, Sì. queste cose non le vuole vedere. Secondo me non è normale. Ah. Quindi boh, Ma io sono positivo, però. aprendo la parentesi musica, che è Sì. un po', Certo. che è un po' la tua vita. Sì. Tu all'inizio da ragazzo cosa ascoltavi? Quali erano i tuoi brani preferiti, artisti anche stesso? Oppure cosa ti faceva ascoltare, non so, i tuoi genitori, che solitamente all'inizio? Ma guarda, io sono cresciuto diciamo in una famiglia, diciamo, di musicisti, anche se comunque musicisti non diciamo specializzati, nel senso che comunque non è che Amatoriali, amatoriali, sì, non sono mandati tipo a un conservatorio. Cosa facevano? Cosa suonavano? Ma mio nonno insomma suonava le tastiere, un po' il pianoforte, la fisarmonica, poi c'era l'altro mio zio, quindi solo dalla parte di mia mamma, quindi il fratello di mia mamma, il basso, però prima la batteria, ecco perché io cominciai a suonare la batteria sin da quando avevo 7 anni, e l'altro mio zio il sassofono, quindi batteria a 7 anni giocavo con mio nonno. Cioè suonavo, scusate, e poi da lì facevamo, sai, le feste così degli anziani, qualche non penso, però mi sa che ho fatto un matrimonio pure, sì. Hai cominciato vabbè. a suonare gli anziani, tipo. Sì, ma bellissimo, io mi divertivo con mio nonno, poi mi spiegava, mi diceva, senti, si fa così, però a me piaceva sta cosa della batteria, io suonavo pure con le bacchette lì, col il contenitore del panettone, sai, quello d'alluminio che Sì. qui mettevo dal balcone a suonare, insomma i vicini a volte mi strillavano perché facevo troppo rumore, però poi da lì, quindi dopo qualche anno, all'età tipo di 12-13 anni, cominciai a entrare un po' nel mondo della musica elettronica, Sì. tramite In che anni quindi? quindi 12-13 anni, quindi nel 96, tra il 96 e il 98, Ok. cominciavo ad ascoltare all'epoca in radio DJ, comunque Tony H a quei tempi, comunque, musica techno, Insomniac, dei posti diciamo importanti per la musica techno Sì. all'epoca. Però pure musica house, non so, Ralph, Coccoludo, questi qui. Ma erano mainstream come ascolto? Cioè, erano alla portata di tutti oppure erano un po' più affazionati chi ascoltava questo genere? Erano più alla portata di tutti. Io praticamente riuscii pure a recapitare delle cassette di queste serate tramite un ex di mia sorella, e quindi cioè, mi piaceva sta cosa di ascoltare questa musica, e poi anche Radio DJ, quindi tipo dalle 2 alle 4 di notte c'erano dei programmi particolari. Ah, ok. A parte il Radio DJ il sabato, mi sa che era dalle 2 alle 4, il DJ Time, sta roba qua. Però la sera, la notte, il sabato notte c'erano questi programmi specifici di musica house, oppure una volta a settimana c'era un'altra, adesso non mi ricordo, però mi piaceva sta cosa della musica E house. quando hai capito che
questo sarebbe stato il tuo lavoro. Beh, E in cosa si è evoluto poi? Cioè non ci pensavo, più che altro mi piaceva ascoltarla questa musica e poi intorno al 98 cominciai a comprare dei vinili, i miei primi vinili, andavo non avendo diciamo l'opportunità, la possibilità economica, me ne andai a lavorare a fare il cameriere all'epoca al Falco, non mi ricordo se... Al Falco, Sì, esatto, sì. bravissimo. A San Corrado di Fuori. Sì, no, mi ricordo che aiutavo, sì, ma sono andato un paio d'anni fa, prima del Covid, e quindi andavo lì, ma tipo sempre per qualche mese, mi portavo lo scooter, però con quei soldi che guadagnavo Sì. li investivo nei vinili, cioè proprio dice com'è possibile. Ci sta, Quelle- ci sta. quelle- Io ho speso tutto il mio bonus cultura, non so se sai, in Italia c'è il bonus cultura quando fai 18 anni ti danno tot soldi da Meno spendere male. tutto in cultura, tipo Certo. musica, Musei. musei, corsi di lingua, eccetera. Certo. E io ho speso quasi tutto, quasi 500 euro in musica, fra dischi, vinili, perché comunque, cioè, molti direbbero, sì, pazzo, però comunque, se è quello che ho sempre ascoltato, ci sta che Certo. deve rimanere come ricordo, me la penso così. Sì, sì, sì. Certo. Però cioè, tutto è nato così e poi quindi i vinili cominciato a suonare, poi convinsi a mio padre di comprarmi i giradischi, i Technics 1200, i famosi 1200 Sì. come regalo di promozione, ma adesso non mi ricordo se era la scuola media. Sì, la scuola media, sì. E quindi poi cominciai a suonare, a fare cassette, cose varie e poi beh, continuiamo ancora 17 anni. Sì. Poi beh, scuole medie all'Aurispa. Sì. Tu pure hai fatto un rispa? No, io sono melodia Ah, ok. nel cuore. C'è sempre l'Aurispa. Sì, io ci non è sono scomparso. Melodia. Scomparso solo il Littara. Il Littara. Il Littara è scomparso. Elementare, Chiuso. sì. Chiuso. Chiuso. Sì. Ma perché l'agibilità che... No, No, l'hanno l'agibilità l'hanno trasferito e poi l'hanno proprio chiuso per Beh, mancanza bella- di bella iscrizioni. struttura, però, sembra Ah no, la struttura che sta qua in via Cavour è abbandonata. abbandonata. Ma abbandonata che se tu entri dentro, lo utilizzano solo il primo piano per i 3 Accanto alla giorni. scalinata, giusto? È quella Sì, lì? sì. Ma è bella perché... Dentro sembra un film dell'orrore. Io ci sono entrato una Bello fare volta. film horror allora. Si può usare come location. Ah, sì, quello sì, assolutamente. Però. E allora fate qualcosa, organizzate. Oppure un party di Halloween, no? Però poi Diciamo, tutto, non è, tutto pieno non è di- agibile. Di guano, di vicione. Sì, sì. Eh, E poi il geometra, mi sono fatto 2 anni di geometra, Sembra noto. sempre a Noto, Mm. e poi andai a Roma a fare il militare come volontario. C'era la leva obbligatoria? Sì, perché poi fino all'86, giusto, era obbligatorio. Sì, era obbligatorio. Quindi ho dovuto farlo, però ho fatto volontario, giusto perché, insomma, volevo farlo nei Granatieri di Sardegna. E poi finì gli studi come ragioniere lì a Roma, quindi ho preso il diploma. E poi a 21 anni, dopo aver fatto quindi... Vabbè, DJ, comunque serate anche lì a zona di Roma. Dove? Zona Piramide? No. Piramide, Testaccio, Ah, Testaccio. le zone quelle lì. Algoa, sì, tutte quei posti lì. E, poi andai a scuola di recitazione per 3 anni. Pure perché comunque a me piaceva il cinema. Ho voluto studiare. Ho fatto 3 anni di scuola. Lancia un film che consiglieresti a qualcuno. Così, di Così al botto. volo. Al volo. Al volo, Sì. proprio così. E poi ritorniamo. Non lo so, il pianista. Anzi, qual è il tuo film preferito? Almeno così non ce No, l'hai vabbè, il uno pianista è preferito. uno dei miei preferiti perché comunque... Io l'ho visto da poco, tra l'altro, pure. Non mi è piaciuto tantissimo proprio perché non mi piacciono tanto i film che mi mettono così tanta tristezza. Lo so, però soprattutto è di quel storia, periodo. Però è è bello, storia è bello. e comunque c'è tanto dietro quel film e poi l'interpretazione di Adrian Brody che è fantastica e poi la musica, quindi comunque protagonista ma anche Bello, molto, molto. l'orrore del nazismo.
è quello che è stato fatto, insomma. Ritorniamo a noi. Torniamo a noi. Quindi eri a Roma a fare scuola di recitazione? Sì. E cosa è successo? Cioè, come... No, è stato bello. Come è continuata? Come è la tua storia? continuata? Come è continuata? Che poi volevo di più, molto di più. E quindi sono andato, voglio andare negli Stati Uniti perché comunque già studiavo inglese, io sono andato a una scuola privata in inglese a Roma nel frattempo, però voglio andare a Hollywood, voglio andare a Los Angeles, voglio crearmi, cioè voglio vedere com'è, se mi piace rimango, se no insomma posso sempre ritornare, ho detto, non si sa mai. Volevo proprio parlare l'inglese normale, come parlavo l'italiano. Sì. Come parlo adesso. Scusatemi, anzi, i miei errori grammaticali. No. Dopo 17 anni, magari faccio tanti errori, quindi scusatemi. No. E quindi Los Angeles. Da lì, i primi 5-6 anni, più che altro, l'ho focalizzati sul settore moda, cinema e pubblicità. Quello, diciamo, le pubblicità e la moda, insomma, sono state le cose che mi hanno fatto andare avanti a livello. Ma pubblicità come... Pubblicità, spot pubblicitari. Li realizza... Cioè, no. io come modello, come attore. Ah, ok. Sì. Ok. E poi dopo quindi questi 5-6 anni, la musica è stata sempre la cosa principale, quindi nel 2007 circa ho comprato il mio primo MacBook Pro, computer, laptop, con Logic, una tastiera, l'Apple G, il sound card. Sì. Perché non sapevo niente, io avevo sempre questo desiderio di produrre, anche sin da piccolo, sai, insomma, mettevi mani su certi programmi, ma sai, nei PC non c'avevano questi programmi avanzati, no? Come Logic. E quindi dal 2007 ho cominciato a produrre, ho studiato con un professore che mi ha insegnato come usarlo, perché naturalmente se non sai quello che fai è difficile. E poi piano piano ho cominciato a farmi i miei pezzi, quindi da techno, tech house, fino a poi quindi a arrivare al punto quindi di creare un paio di 2-3 pezzi che poi mi hanno portato, insomma, nella scena mondiale, perché insomma sono stati ascoltati da etichette grosse, Spinning abbiamo visto. come Spinning, come Perfecto di Paul Oakenfold, e poi da lì, insomma, naturalmente, quando, come si suol dire, sei nel mezzo della mappa è più facile, no? Continuare a produrre, e quindi il mio stile poi, no, veramente continua a evolversi, quindi da uno stile più maturo, più underground, più techno house, che erano quelle le mie radici, è diventato più mainstream, e quindi più commerciale, più progressive house, più da discoteca, dove vanno tutti e vogliono ascoltare le stesse cose. Quindi, diciamo, mi sono un po' adattato, cosa che magari in passato non l'avrei mai fatto, insomma, perché sono stato sempre un tipo che comunque ha voluto avere una sua identità a livello artistico. Però mi è servita sta cosa. Adesso non posso dire che non ho lo rifarei se dovessi tornare indietro, e quindi poi viaggiare, suonare un po' dappertutto, dagli Stati Uniti al Sud America al Medio Oriente, un po' la serata qui a Noto, che mi ha fatto un grandissimo piacere nel 2015 con Carmelo e il sindaco Bonfanti. È stata una cosa bella farla, e poi hai fatto un pezzo Sangurrao che ci siamo ascoltati naturalmente ho preso il sample della famosissima canzone della banda musicale. Ma come ti è venuta l'idea di fare un pezzo? Perché secondo me ci stava, c'è una Ci cosa, sta, una versione moderna,
e quindi poi mi sono ispirato, l'ho fatta sta cosa e mi piace, che devo dire? Tuttora a distanza di tempo la sento nelle storie. Sì. Sì, No, sì, è molto. A sentirla Ci sta, è stato da. il primo ad usare Allora, il sample di San Corrado. sentirla da noticiano fa un effetto particolare. Certo, no, perché poi sai, San Corrado, sono cresciuto a Noto, sempre la festa di San Corrado, facevo parte della confraternita, sono sempre stato lì, cioè io mi volevo fare pure prete, pensa un po'. Addirittura. Sì, io al Carmine lì ero sempre... Don Maurizio lo conosci? No, io, cioè pensi di Tantissimi Pisa Sale. Carmine, padre Pisasale. Quando Pisa Sale, poi Don Salvo, non so se... Pisasale però è. Sì, cioè io ero piccolo quando conobbi Pisasale e poi da lì quindi un chierichetto, sempre, cioè, mia mamma si è messa a fare prete, mamma mia, no? Si sono messi, però a me piaceva comunque il mondo ecclesiastico, il mondo, mi affascinava sta cosa di essere sempre in chiesa. Adesso I non profumi dell'incenso, Vabbè, quello sì. eri un bambino su 1000, su 1.000.000 praticamente. sì, infatti non lo so. Ma ancora comunque mi piace sta cosa. E Anche quindi potrebbe essere che ti vediamo prete fra qualche mese. può essere, magari mi fate qualche coppo di telefono. Più pastore, penso. Pastore, Perché i pastori possono essere Se sposati. fai l'eremita ti veniamo a trovare ovunque. Però hanno d'antica. Hanno l'antica sulle orme di San Chiamava Corrado. Belfiore, che lui è un esperto lì. Certo, noi facciamo Ho visto il vostro programma con lui. Sì, ma noi stiamo facendo una serie di episodi con lui. No, ma fammi una parte, fammi fare qualcosa che mi piacerebbe essere lì, no? Perché ho ascoltato, è bello che lui sa tutte queste cose, io capito, Lui nel suo cervello ha un database di Fantastico. informazioni su note antiche pazzesco. No, apprezzo Database, alcune volte ho squadra, ti vogliamo bene Vincenzo. No, ho fatto, cioè, mi fa piacere che una persona come lui comunque ha conoscenza della storia di Noto. E poi il Guarda, cardinale, una domanda. non so chi è, avete intervistato il vescovo. Il vescovo che ha fantastico. grandissima passione per la musica. la No, musica. non ho visto tutto, però è stato interessante vederlo, ascoltarlo. È una persona. Non so se a te è arrivato in America, ma lui è stato per un bel po' virale perché ha cantato la canzone di Marco Mengoni, credo, negli esseri umani. Il suo video su YouTube è andato virale. L'hanno intervistato a che Sì, tempo sì. che fa con Fabio Bene. Fazio Sì. in prima serata. E quindi è proprio una mini celebrità è diventata il vescovo. Bene, Guarda- no, sono contento anche per lui. Cioè, è bello, no? Per Noto è comunque tutto aiuta a Assolutamente. C'è chi ama proiettare un Noto e futuro c'è migliore, no? chi odia Sì. Noto. A parte chi è fedele o chi non è fedele, quello è un altro discorso. Però Vabbè, certo. quando una persona è interessante da ascoltare, è intelligente, è bellissima sta cosa, no? Sì, appunto noi non siamo fedeli, però ci piace scambiare Soprattutto punti per di vista. confronto. È per tutti, non Sì, è sì. solo Beh, per chi parte crede o del non crede. confronto e il dialogo è questo che ci Esatto, fa crescere. esatto. Sì. Guarda, terminiamo con una domanda È finale. finito, basta così. Mi stava piacendo sta cosa. No, Quando siamo? No, Guarda? sto scherzando. 35, ancora Sto scherzando. c'abbiamo il tempo. Ma di più Però perché poi della musica, a me non volevo finire. Sì, che sì, sì, comunque- facciamo concludere, ancora facciamo- possiamo continuare. Possiamo continuare. Cioè, non è un Quindi dopo la parentesi DJ, comunque tournée, serate un po' dappertutto, negli ultimi 4 anni sto focalizzando, cioè, ho deciso di terminare, non terminare, ma Ho comunque, visto. sì, mettere in pausa più che altro quel discorso musica elettronica per dedicarmi alla musica classica, ma specificamente al pianoforte, perché è stata sempre una cosa che mi è piaciuta sin da quando ero piccolo. Sì. Io non ho mai avuto un training, quindi una scuola, comunque uno studio classico, e cioè, quindi avrei preferito che i miei genitori mi forzavano un po' a studiare il pianoforte, comunque ad imparare uno strumento. Però naturalmente non bisogna mai criticare, insomma, hanno fatto altre cose positive. Però adesso, da adulto, ho voluto intraprendere gli studi della musica, del pianoforte, ma proprio cominciando dalle cose basiche, che sono quelli dai testi proprio dei bambini. Quindi ho avuto sempre la passione per la musica,
creato numerosissimi brani, Sì. però se mi dicevi che cos'è questa, un do, re, io non te lo sapevo dire. E comunque quindi negli ultimi 4 anni sto focalizzato nello studio del pianoforte. Piccoli passi, sta andando benissimo, naturalmente c'è sempre da imparare, però già insomma grosse soddisfazioni personali, ripeto, lo faccio solo per me stesso, non lo faccio per Io ho nessuno. visto che è uscito un paio di settimane su Instagram, non so se era uscito già prima su YouTube, video dove tu suoni in mezzo al deserto. Sì, è un progetto che avevo a cuore, insomma, che avevo già in mente da Bellissimo. parecchio tempo, grazie. Sì. Beethoven al chiaro di luna, il primo movimento, è un pezzo, un brano fantastico, spettacolare, che è suonato da tantissimi, e quindi ho voluto creare la mia versione. Naturalmente con molta umiltà e rispetto per chi ha studiato e per chi ha fatto scuola, comunque ha studiato la musica classica per parecchi anni. Io ripeto, non voglio dare... Hai dato solo il tuo contributo, non c'è sì, nulla esatto, di male. no, cioè, voglio ripetere appunto che io non sono un pianista. Sì. Ma lo faccio solo per me stesso e lo faccio tutti i giorni, mi piace, quindi per me la musica adesso è questa, che però devo dire il pianoforte, lo studio quindi della lettura della musica, degli spartiti, mi sta aiutando anche a livello mentale, comunque di creatività. Che prima non riuscivo ad arrivare a certe cose. Adesso Sì. apro Logic, che sarebbe quindi programma, la sì, piattaforma sì, per sì. creare musica, e creo cose che magari prima non riuscivo a farle, perché quindi il training, lo studio di alcuni pezzi, perché non è che ne ho fatti tanti, però come Beethoven, Bach, Eric Satie, Fa tu dei modi di costruire. tutto quello che facevo prima, che magari lo facevo con più difficoltà, adesso lo Sì. faccio con molta più semplicità, e cose che non facevo, cioè così come le corde. È una cosa bellissima, quindi lo studio non è Ci mai vuole troppo esercizio. tardi, non è mai troppo tardi, anche se si è adulti si può studiare, perché c'è tantissime persone che hanno detto: ma che fai, ma è troppo tardi, devi studiare il pianoforte quando sei No, piccolo. non è mai troppo tardi. Però se ti ci metti, così come ogni cosa, non è mai troppo tardi, e se ti impegni puoi riuscire ad avere delle grosse soddisfazioni personali. Poi è normale che se non apprezzi quello che faccio, non è un mio problema, naturalmente. Assolutamente. Però se a me piace e fa contento a me stesso, per me è un successo. Quindi comunque grazie per averlo apprezzato. Sì, ma io una domanda che ti Deserto è stata una cosa bellissima. Sì, comunque. io ho visto tutto. Non so se c'era una troupe dietro, ma chi l'ha fatto? C'era la troupe, non era la troupe, non c'era, Cioè, con l'Asteticam sicuro. non c'era Franco Zeffirelli. No, dietro. però sicuramente è bellissimo. Grazie. Io ti voglio fare una domanda. Che consiglio daresti a qualsiasi persona che sta guardando il video che ha intenzione di spostarsi in America? Cioè all'estero, però in America. In generale, consiglio sui primi passi da fare su... Ma naturalmente è meglio avere diciamo una conoscenza. Si può fare di tutto, si può partire anche senza conoscere nessuno. Io conoscevo all'epoca un'amica, e poi da lì è stato molto più semplice. Però senz'altro, per qualsiasi persona nel mondo, ma parlando di Noto, andare, lasciare la tua terra per un periodo, io direi anche un po' lungo, ti apre la mente, e vedi le cose in maniera assolutamente diversa, apprezzi di più le tue radici, quello che è la tua città, ma anche la tua mentalità si apre così tanto che ti apri personalmente anche al dialogo con persone sia fuori del tuo paese che all'esterno. Ed è una cosa bellissima, e quindi impari altre culture, altre tradizioni, altre lingue, e quindi io lo consiglio a tutti, perché è fondamentale pensare che non si è solo cittadini di Noto, ma cittadini del mondo. Abbiamo fatto, a proposito di questo discorso, che
stai dicendo, dei video appunto sopra Sì. su questo argomento, proprio sull'exchange student, oppure di andare sull'exchange program. sì, Assolutamente. andare per diverse persone. Ne abbiamo fatto uno per Cina e Honduras, e un altro Inghilterra, e un'altra ragazza che è andata in Cina. Perfetto, quindi, E quindi abbiamo ribadito proprio questo, anche tua Certo. riflessione che hai appena esposto, e il fatto che ti fa anche un attimo Sì. aprire gli occhi sulle dinamiche mondiali, cioè su come gira il mondo anche dalle altre parti e cosa appunto si può migliorare. sì, è come una scuola, come un'università. Non è abbastanza. C'è gente che è laureata, che ha tutte queste qualità, diciamo, e poi magari non puoi fare non c'è dialogo, non puoi fare un discorso, perché magari questa persona non ha mai viaggiato. Cioè, io ne ho conosciute tante di queste persone, quindi magari intelligentissime per altre cose, però viaggiare è una formazione personale, culturale assolutamente importante. E quindi poi se c'hai dei sogni, quindi se sei un giovane, vuoi andare all'estero, comunque coltivarli, questi sogni, e portarli fino avanti e non aver mai paura, anche se poi non va bene, comunque andare, inseguire i sogni, Provare. poi ti porta pure a essere, diciamo, interessato ad altre cose che magari prima non pensavi, come è successo a me a Los Angeles, per esempio. Sì. No? Uno va lì come attore, come moda, però poi la musica faceva parte di me, del mio passato, e allora poi magari altre cose, e poi io faccio tante altre cose naturalmente. Però, capito, non bisogna andare, Ma- bisogna rischiare. Certo. Se non rischi, se non cadi, se non impari, cioè non impari. E quindi è importante che bisogna andare, bisogna dire ciao alla mamma, ciao ai genitori. Purtroppo è triste, però non lo rimpiangerai mai questo momento, perché poi comunque tornerai con un'altra personalità a tutti gli effetti. Ma il tuo lavoro ti ha permesso di conoscere persone famosissime? Tantissime. Tipo, fa un esempio, un paio? Se si può... Se si può dire. Si può dire Morgan Freeman, oppure Tom Hanks, Robin Thicke, il cantante, Paris Hilton, poi tantissime, cioè, li Hai vedi, fatto una chiacchierata Stallone, li vedi sempre lì a Beverly Hills, non è come qui che cioè, ok. non devi chiudere tutto il paese per farli entrare, e camminano tranquillamente nelle strade di Beverly Hills. Tu stai a perché- Beverly Hills? No? No, non sto a Beverly Hills, sto 15-20 minuti, Ah, ok, più ok. vicino al mare. Ah. Si chiama Playa Vista, non so se... No, Sì, non sì. ho sentito. Sì. Quindi sì, no, capita spesso di Di incontrare delle celebrità. delle celebrità, sì. Ok, ci sta. Sì, no, io ho chiesto per chiedere. E giusto per tornare un attimo alla parentesi, musica, cosa ascolti adesso? Cosa ascolto adesso? Cioè, qual è l'ultimo artista, E album poi che ascolti? cosa ascoltavo prima? Che mi faceste una domanda. Ah sì, vero, non mi hai risposto del tutto. Sono cresciuto ascoltando Pink Floyd, Ah. quindi musica rock degli anni 70, e poi però Bob Marley, Ah. e da lì insomma questa fusione di suoni che poi e basta. Quindi adesso cosa ascolto? Sinceramente mi piace la musica classica adesso. Ah. Sì. Orchestre, musica dal vivo classica, quindi strumenti veri. Ripeto, sto prendendo una pausa un po' degli strumenti elettronici, tutto quello, però devo dire pure che ho dei progetti in corso, diciamo musica elettronica, che più sono sullo stile house, un po' jazz, con un feel, quindi con un tocco di strumenti reali, quindi dai violini al sassofono, alla tromba, alla fisarmonica, quindi però combinati insieme con musica house, che secondo me io sto cercando insomma di creare un genere un po'
diverso da quello che si ascolta, che si sente in radio, comunque che già è stato fatto. È difficile naturalmente perché il mondo della musica è saturo, però si può riuscire sempre a fare qualcosa di nuovo, così come il cinema. Quello sempre. Quello che è stato fatto è fatto, però le storie, i posti, le locations sono diversi, quindi si può sempre gli attori, cioè, una diversa combinazione, si può sempre cambiare, si può sempre creare una cosa di bello, e poi naturalmente essendo un artista l'obiettivo è quello di entrare nel cuore della gente, no? Se è possibile, naturalmente. Certo. Non tutti apprezzano, ma è giusto che sia così. Non è che tutti devono ascoltare quello che faccio, vedere quello che faccio, così come tanti altri artisti. È bello che ognuno ha i suoi. Ma la cosa più strana che hanno fatto a un tuo evento? Cioè le persone, no, che venivano, una cosa che ne avrai viste di cose strane durante un evento. Una cosa che tu dici, questa persona mi ha colpito mentre ha fatto questa cosa. Questa persona. O una situazione da film successa, non lo so. No, vabbè, dai, non lo posso dire quello che stavamo facendo. Ci siamo capiti, dai. Cioè, improvvisamente, dai, così. No, Ok. no dai. Va bene, allora facciamo, cioè, se vuoi lo lasciamo, che facciamo? Vabbè. Lo possiamo lasciare tranquillamente. Sì. Penso. Sì. No, vabbè, a posto, cioè, Sì, giusto per capire. Ok. No, ci stato un attimo. Grazie ancora. Complimenti di nuovo per quello che state facendo. Grazie, ne hai fatti anche troppi. Lo ripeto di nuovo, sono un appassionato di Noto, è una città spettacolare, fantastica, tantissima storia, ripeto, sono cresciuto con degli insegnanti, con dei professori spettacolari, e questo mi ha portato quindi ad essere una persona diversa, e ripeto, Noto, città colta, quindi con molta personalità e bellezza, che va preservata, che va custodita e che va messa ancora di più all'occhio internazionale. Sono contento di essere netino, cioè Okay, è semplice, e ripeto, ci sono cose positive, cose negative. Noto ti ringrazierà tantissimo per tutto questo che Però hai detto. bisogna puntare al futuro e sistemare quelle cose. Dobbiamo essere l'esempio di tutta l'Italia, non è solo il sud o la Sicilia, l'esempio di tutta l'Italia, perché è internazionale. Adesso. Sì, dobbiamo... È internazionale, lo è stato da sempre, però adesso ancora molto di più. E chiunque sarà al potere, comunque chi sarà in politica, deve veramente fare di tutto e io spero che sta gente che è in politica viaggi, cioè, perché poi siamo sempre là. Se ci metti una persona lì che comunque fa parte di una diciamo un gruppo, non solo il sindaco, però ci vuole gente che ha viaggiato, ci vuole gente che ha visto, gente che ha vissuto altre culture, se è possibile. Io penso che comunque sia molto importante e fondamentale vedere una città, un paesino come Noto, che ha il potenziale ancora molto di più di quello che ha. Sì, ha tanto c'è potenziale. molto, ma molto potenziale. E ripeto, le cose non vengono cambiate così con la bacchetta magica. Ci vuole tempo, ci vuole gente che è preparata, che ha buon senso e che ha vissuto, quindi ha viaggiato, quindi non solo la laurea, non solo chi ha fatto politica per parecchi anni, perché non è solo quello, una persona che ascolta, che risolve problemi e che pensa al futuro. Cioè, sono le cose semplici poi della vita, però bisogna insomma continuare a pensare cose positive, e quindi per una Noto ancora più bella e più servizi e più tante altre cose. Speriamo. Ti ringraziamo per grazie mille per la disponibilità. Grazie a voi, siete fantastici. Grazie, non so se salutiamo il avete nostro apprezzato, pubblico. non lo so, No, grazie. sicuramente abbiamo grazie. un pubblico che è tutta Noto in pratica, però è fedele e apprezza, non abbiamo hater.
No, Perfetto. questa è Una cosa positiva. Una cosa positiva. Però un saluto a sì, tutti. certo. Vi salutiamo alla Ciao. prossima puntata alle 14 ogni domenica. Un bacio.